Purtroppo qui non abbiamo vinto, l'unico vincitore è la giustizia che ha trionfato. È una soddisfazione, ma non è una gioia. Purtroppo nessuno mi ridarà mia sorella, purtroppo una madre non ha potuto avere il corpo di sua figlia, adesso si dovranno solo assumere le proprie responsabilità e scontare la loro pena. Ha lottato come un leone per difendere la memoria della sorella, perché giustizia fosse fatta e da ultimo per ritrovare il suo corpo. Voleva poterla piangere e ricordare come lo voleva fino all'ultimo respiro mamma Ofelia, mancato a 87 anni a fine dicembre. Non aver trovato i suoi resti mortali resta il grande cruccio di Paolo Noventa. Una cicatrice che rimarrà indelebile sulla mia vita, però bisogna andare avanti, si va avanti e adesso si volta pagina. Un impianto accusatorio granitico ha retto il processo, tanto che in Cassazione non era mai accaduto. Freddy e Deborah Sorgato e Manuela Cacco hanno smentito se stessi. Il corpo di sua sorella, secondo lei, avrà modo di ritrovarlo? Ho visto che queste persone non hanno nessuna coscienza, per cui non spero nel loro rimorso. Io mi auguro un caso fortuito possa restituirci il corpo.